Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi vedremo nella 49esima lezione di Radiostesia Basic un trattamento energetico dagli attacchi di panico e di serenità per portare serenità in casa e quando in alcuni momenti della nostra vita abbiamo dei momenti di panico che in certe circostanze sorge e bloccano e paralizzano la mente e il cuore, rovinando sovente il risultato di colloqui importanti, esami e quant'altro. Però prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale del Marietto Veneziano, chiaramente, di venire a trovarci nei nostri bellissimi gruppi Facebook e anche in Telegram, dove lo sapete, alle lunedì sera alle 20:30 il Legare Marietto Veneziano qua arrivati a Milas tengono un percorso esoterico gratuito. I link sono sotto qui in descrizione, se volete potete anche lasciare un commento e anche un super like. Vi ricordo che il vostro Marietto ha superato i 1000 iscritti e anche la community dove potete trovare questi circuiti per poterli poi utilizzare tranquillamente. Bene, partiamo con la 49esima lezione di Radiostesia Basic, ce ne sono 48 e vi invito ad andarla a vedere. La prima cosa, in questo momento possiamo provare a chiedere col quadrante radiostesico per la valutazione se questo lavoro va bene per noi. Vi ricordo che in questa pillola è collegato anche un altro circuito che serve per dare serenità. Praticamente lavora sempre nello stesso modo a livello psico-emozionale. Quindi andiamo avanti, mettiamo il testimone, che potrebbe essere la nostra fotografia, e chiediamo se possiamo utilizzare questi circuiti per il nostro trattamento energetico vibrazionale. E in questo caso vedete che il pendolino ci dice di sì. Quindi noi praticamente sappiamo che siamo sulla strada giusta. Perfetto, bene. Fatto questo, dobbiamo sempre chiedere al nostro pendolino se utilizzare o meno questi circuiti. In alcune pillole io non ho fatto questo passaggio perché parto dal presupposto che voi, avendo seguito già 40 rotti pillole, sappiate che bisogna sempre domandare al pendolino. Un'altra cosa importante è che bisogna sempre fare il cerchio di fuoco per proteggersi e l'ovetto colorato e la meditazione sulla stella di Davide. Bene, andiamo avanti e passiamo al prossimo circuito, quello in cui ho già fatto una pillola e parla della serenità. Per poterlo attivare basta mettere una fotografia qui in centro e lasciarlo a tempo indeterminato fin quando praticamente non si tranquillizza la situazione. Questo circuito è molto importante perché riequilibra praticamente il nostro stato psico-emozionale e si può lasciare quanto tempo si vuole proprio per attivare dentro i nostri corpi sottili la serenità che noi abbiamo bisogno. Però utilizziamo questo circuito anche con un altro circuito molto importante, è il trattamento energetico dagli attacchi di panico, che è questo qua. Vedete? Questo trattamento energetico, questo circuito radionico è stato appositamente studiato per promuovere un'azione sul livello emozionale. Questo circuito quindi si propone un'azione energetica coadiuvante che ha lo scopo di eliminare quelle condizioni improvvise e spesso prive di fondamento che provocano una sensazione di spavento, di sgomento e di smarrimento, meglio conosciuto come attacco di panico, che in certe circostanze sorge bloccando e paralizzando la mente e il cuore, rovinando sovente il risultato di colloqui importanti di lavoro, esami, oppure di discorsi magari che vogliamo intavolare in casa. Come si usa questo circuito? Prima di tutto non ha bisogno dei punti cardinali, perché vedete che c'è il cerchietto colò. Quindi come si fa? Quando voi sapete che ad esempio avete un colloquio importante o un discorso importante, già avete attivato quello sulla serenità che non ha tempo, invece questo qui ha un tempo, dovete lasciarlo un giorno prima del momento in cui si dovrà affrontare la prova temuta e si lascerà in funzione fin quando avete finito. Si mette qui la vostra fotografia e si posiziona almeno un giorno prima e lo si lascia lavorare. Bene cari amici, detto questo, il vostro Marietto Veneziano vi ringrazio di avermi seguito fino a qui. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale del Legare Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.